un poeta cantastorie che si chiama Salvatore, inteso dagli amici Turi Coffa, che abbiamo qui con noi, che per la che dire, prima volta sentiamo, noi di questo gruppo lo sentiamo assieme a noi per averlo avuto per ben 2 volte nel nostro concorso, libri diversi libri, a cui abbiamo dedicato ad esempio una cosa esplicativa per eccellenza, che è chi scrivo, per quale motivo insomma sono portato a... ma che dico? Vediamo, cerchiamo di farlo capire. Per chi scrivo? Primessa: tutto quello che io scrivo è una cosa di valore, non matteggio certo a divo, ma lo faccio con amore. Piglio foglio, piglio la pinna, penso un po' che mi stranio, e come mi sta scinna, scrivo e faccio tutto mio. È un dono di natura che mi piglia ogni tanto, allora posso con premura cos'è unire un toianco, e così che picca la poesia piglia bene, e si sa poi tanticcia lo terrino pellicere. Io mi sento che sogno bravo e mi vanto came ucca, ogni pilo pareggiavo a cui aveva in testa zucca. Certo latte è un tesoro per cui è pratico rida, è come avere un goccio d'oro o toccare sirio a stida. Io mi sento raffermare senza tema di smentita che noi geni siamo rari e arriviamo certa vita. Per chi storico forte ad amici e conoscenti, non facete con mie torte, specialmente voi parenti, altrimenti con premura non ritratto fino vi faccio, vi scenacciano nella croce a tutte pare un bagliazzo. Se l'editore Urso me lo consente, vorrei, una volta che ho rotto diciamo, il ghiaccio, leggere una mia ultima poesia dedicata a Santa Venera, che è stata, non è inedita perché già qualche settimana fa l'ho recitata in un altro posto. Grazie, che ci acconsente, allora posso recitare. Santa Venera, omaggio alla Santa Patrona. Non c'è impegno né scusante, e manco dubbio da testa a staccare un munno a luglio a Raula c'è festa. Si fa festa la patrona venerata e virginetta, martoriata fino alla morte, sposa a Dio un nicaredda. Gli abbe Venera per nome e magari veneranno. Nasceva in Sicilia da Cirreale e fu la fede capobanda. Di vicinità per Ricaia, mezzo la gente si muovia per portare la parola del nostro Dio Messia. Donno circa l'anno 100 nell'avvento Signore mi si perde dall'umunno sta regina dell'amore. Alle gente della Gallia e dell'Italia meridionale, Magna Grecia e di Sicilia porta amore senza uguale. E per questo come Druso fu reputente martoriata, con disfizi fino alla morte, Marilume gente amata. Antonio Calibro prefetto, con silizia e con tortura, Dio ci voleva fare niare, ma venne da lo spergiura. Altrettanto fece Temio della Magna Grecia tiranno, però magari lo so fare non portava a Venere a danno, ma un male che appostaia tanto fece che la colpivo, e poco dopo 40 anni decapitata io a Dio. C'è Curici nella Gallia, o guarisce di steppetto, ma magari qua in Sicilia trova la morte più desperto. L'abitanti dei paesi e di Raula in particolare a pigliare per Vardiana senza soldi mai pagare. A restarda devozione verso le persone offese si riscontra già dai tempi di Raula Vecchia a pie difese. Ogni anno mesi luglio, costunati della banda, si rivolta allo martirio della nostra cara santa. L'ultima domenica lo mise, tutta la santuzza appresso, sindaco, assessori, parrine, gente devota e maloverso. E così con simulacro della Vergine girestrate, che abbondanza di campane, boom e fuoco artificiale. Tutta la gente è attenta nelle preghiere recitare, sanno stare pure igniche che le carne fanno arrezzare. In sto seguito composto di sto sonnuto di persone c'è un fuoco alla santuzza e c'è un play a muccione. Mentre latero, curteo, bancarella e venditore preparano tante cose fine con dirizia e con premore.
magari migranti e forestieri, tutta gente che è lontano, vogliono essere presenti per pigliarsi la mano. E assieme, con una voce, intorno alla statua, alla sua figura, viva viva Santa Venera, dicono forte e con premura. Fa richiesto e magari ciò, può splendere la Santa, ogni anno tradizione la Ulisse e ci si vanta. Hanno retto la parrocchia, sono ricordo nel confuso, Bacia Carpano, Fortuna e Don Giovanni Caruso. Poi non c'è impegno né scusanti e manco dubbio da resta a staccare il rumunno a lui aula c'è festa. Tore Coffa, cantastorie o poeta, come ti definisci? Conta storie con la U, conta storie. Conta storie. Sì. Si facevano per carnevale i concorsi di poesia e si chiamavano storie di carnevale. Storie di carnevale, ecco, a proposito di questa, c'era questa tradizione. Va bene Salvatore. Grazie a Salvatore Coffa, inteso Turi Coffa.